Vice Sindaco Fabiana Ciancimino, Piancastagnaio ha appena presentato il luogo, la nuova comunicazione istituzionale come Borgo della Castagna, una conferma da parte dell'amministrazione che rappresenta di riscoprire, di rivalorizzare ancora di più la ruralità e i prodotti tipici del territorio. Sì, abbiamo presentato questo marchio Borgo della Castagna stamattina per valorizzare proprio il territorio. L'amministrazione comunale ha da sempre espresso il desiderio di valorizzare l'intero comparto rurale e questa mattina abbiamo avuto questo grande onore di valorizzare la castagna, che è un po' il simbolo di Piancastagnaio, perché già il nome deriva da castagna. Nel gonfalone del comune c'è riportato il castagno, che è proprio l'albero della castagna. Ecco, quindi siamo proprio all'interno del Cassatone, si va verso la conclusione, una festa che sta dando grandi numeri, grande soddisfazione, bella gente, tutto sembra procedere per il meglio e soprattutto i prodotti di anche aziende locali esposti. Sì. Parlate del territorio. Quest'anno sì, abbiamo pensato anche a un mercatino dei prodotti locali di filiera corta. Alcuni produttori locali si sono uniti in un bel mercatino in Piazza dell'Orologio davanti alla Proloco e stanno vendendo tutti i loro prodotti e facendo conoscere il territorio a 360 gradi. Il territorio agricolo di Piancastagnaio è importante e noi ci teniamo a valorizzarlo.